Intervento straordinario per la ripartenza dell'economia. Il Premier Conte sul decreto rilancio da 55 miliardi per famiglie e imprese. Di Maio, grande lavoro di squadra. Zingaretti, rimettiamo in moto il paese. Salvini, penso ai disoccupati italiani. Berlusconi, decreto in ritardo. Parla su Facebook per la prima volta dopo la liberazione Silvia Romano. Non arrabbiatevi per difendermi, il peggio per me è passato. Una preghiera che unisca tutte le fedi, l'appello del Papa contro la pandemia, grazia per la guarigione senza dimenticare fame e guerre. In Italia più guariti di sempre, ma aumentano i decessi. Sileris e dati buoni, da lunedì anticipiamo nuove riaperture. L'Agenzia Europea del Farmaco, se va bene vaccino in un anno. Gran Bretagna, paese più colpito in Europa, crescono i casi sui bambini. 4 miliardi per il turismo e 1 per la cultura, spiega Dario Franceschini. 2,4 miliardi per il bonus vacanze, fino a 500 euro a famiglia per soggiorni in Italia. Giusto riconoscimento, dice il Ministro, dell'importanza strategica del turismo e della cultura. Buongiorno dal TG1. Il decreto rilancio da 55 miliardi di euro per far ripartire l'economia è stato approvato ieri